Come ti chiami? È Giuseppe. Giuseppe come? Pulè. Sei di Palermo? Sì. Come mai ti trovi qua al Milo perché- Group Beach? Ma perché sono qua io con lei in vacanza? Ti piacerebbe conoscere una bella ragazza? Sì. Sei fidanzato? No. Adesso ti mettiamo in questo video e vediamo di trovarti una persona che possa stare accanto a te. A te ti piace bere la birra, vero? Ogni tanto. C'è qualcuno che può bere pure un po' di birra insieme con lui. Ti piacerebbe fare una bella amicizia. Vivi a Palermo? Sì. Lavori? Sì. Che lavoro fai? Io c'ho il negozio a Palermo in via... In via non si dice, non ci interessa. Tu lavori a Palermo, Sì. vabbè. Allora, per quelli che ti vogliono conoscere, Sì. ti può interessare qualche ragazzo che Sì. te lo conosce, il tuo numero telefonico se te lo ricordi? No. Allora, Giuseppe, Allora- parlaci un poco di te, Giuseppe. Puleo Giuseppe, sei... Giuseppe è nato a Palermo il 30/10/81. Che cosa fai nella vita, Giuseppe? Lavora. Lavoro. Che lavoro fai? Tennista. È apprendista. Apprendista. Quanti anni c'hai? È 33 e sono timido. Che sei? Timido. Timido. Saluto tutti i miei parenti. Saluto a tutti gli amici. Esatto. E Giuseppe, che cosa ci fai qua da noi? sono io qua in vacanza. In vacanza. Giustamente in vacanza tu che cosa vai cercando? E qualche bella ragazza. Esatto. Questa ragazza come deve essere, Giuseppe? Oh, bella. Questa sia simpatica. Esatto, sarà simpatica. Che età deve avere questa ragazza, Giuseppe? Ma 30 anni a salire. Esatto. E come la vuoi? Bionda, mora? Come la vuoi? No, ma lo stesso. Non ha importanza, corta, lunga, come No, deve no, essere? no, uguale. I capelli li deve avere lunghi, corti? Lunghi, un poco lunghi. Lunghi. E deve essere di Palermo, di dove deve essere? Oh, ovunque. Ovunque. Tu la patente ce l'hai? Sì. La macchina pure? No, insomma. Insomma, Il che? motore, Ce l'hai o non ce l'hai? C'ho io il motore. Ah, ce l'hai in moto, quindi ti puoi spostare. Vabbè, e per quelli che ti vogliono contattare, quelle donne come possono fare? Del numero di telefono. E che numero In c'è? Facebook, te sono in Facebook. O sono del Facebook. Esatto. E su Facebook come devono cliccare? È Puleo Giuseppe. Esatto, e trovano a te. Mm. E tu naturalmente rispondi. Mm. È giusto? Sì. Vabbè, come passi il tempo quando non lavori, Giuseppe? Che cosa ti piace fare? Ma sempre a lavorare, sempre a lavorare. E quando non lavori, quando sei libero, dico che fai? Va. Ogni tanto che vado io a mare. E dove ti piace andare a mare? Ma ovunque. A Esatto. Montella a Palermo, dice tanto. Sì, cos'è che ti piace proprio fare e fai spesso? Parlaci un poco di te, come passi la vita, quello che fai, come passi il tempo. A me tanto a me non mi piace andare in discoteca, a ballare, non mi piace. Sei un tipo solitario. Sì. Ti piace Mi piace ma lavorare, ogni sera andiamo a mangiare qualche pizza fuori, ogni tanto a bere, eccetera. Esatto, quindi bere ti piace. Ogni tanto. E cos'è che bevi spesso? Birra. Birra, la birra ci esci pazzo. Alberto, il numero telefonico lo vuoi? Se lo dice lui a memoria lo sa. No, qua te lo dico io, dai, diglielo piacere. È 3, 4, 0, 4, 9. Aspetta, Ma io lo bevo, ma vicino non succede niente. Il secondo. allora, è 3, 4, 0, Eh. 9, 9, 4, 0, 4, 7, 0, 2, 2. Perfetto, allora dici a queste donne che se si vogliono fare sentire ti chiamano a telefono. Un saluto particolare. Io devo salutare Spero raccui. soprattutto a Piero Marraccuglia, a Piero Passantino e a tutti. E soprattutto a Totò Passantino. Marcello Giova. È più l'unico mio padrino, ma Marcello Chiovero. Un grande Ciao, saluto ciao, anche ciao. agli amici di Stranamore Siciliano. Ok. Un saluto a tutti gli amici di Stranamore Siciliano. Dopo un saluto a Saramore e Siciliano. Ok, ciao ciao. Ciao ciao.